Le attività, lo abbiamo visto, che si possono praticare nel vecchio mercato, anzi di Santa Teresa a Pirri, restituito recentemente alla città, dalla musica all'arte allo spettacolo. Torniamo a scoprire queste attività con Flavia Corda. Luca Fanni è il responsabile dell'Exme. Luca, che cosa avete fatto qui dentro? Raccontacelo in breve. Sì, da qualche mese abbiamo ristrutturato l'ex mercato e appunto abbiamo creato un centro di aggregazione sociale per i ragazzi, sicuramente per i ragazzi del quartiere, ma più avanti insomma sarà aperto a tutti. Quanti sono, diciamo, i vostri collaboratori qui dentro? Allora, sicuramente ci sono ogni giorno all'incirca 20 persone che lavorano qua dentro, però poi tra volontari insomma, e altri dipendenti delle varie comunità arriviamo anche a 30-40 persone. A Domus de Luna ci sono anche gli psicoterapeuti come Emanuela Giglio, che fa parte appunto della organizzazione. Che cosa avete fatto qui all'Exme? L'Exme è sicuramente il punto d'arrivo di un percorso lungo che abbiamo cominciato a partire appunto dalle comunità, quindi alcuni di noi andavano nelle scuole, nei centri di aggregazione sociale, campo rom, carcere minorile, a fare dei laboratori di musica, di arte, con i quali si parlava di temi importanti per i giovani, quindi dall'amore in tutte le sue sfumature, positive, negative, l'amicizia, le differenze appunto di religione, razza, lingua, e quindi diciamo che il nostro sogno era quello di creare un centro dove tutto questo potesse approdare. E qua i ragazzi si divertono, fanno delle cose che piacciono, ma nello stesso tempo hanno a che fare con delle figure di riferimento, come poteva essere Luca, con cui appunto avete parlato prima, o altri operatori che hanno anche una specifica formazione, quindi in campo psicologico e educativo, e quindi diventano proprio dei punti di riferimento per i ragazzi che qua si divertono, però ecco, si può parlare anche di cose importanti, di tematiche importanti. E sicuramente è un progetto questo che è stato creato di prevenzione del disagio fondamentale. Per bambini che hanno sofferto tanto è importante anche riuscire a tornare a sorridere, e questo è un po' il compito di Marco Camboni, un attore insomma, che noi conosciamo molto bene con la compagnia La Pola. Curo la supervisione dell'equipe educativa dell'Exme. Qui speriamo ci possano essere tanti momenti, tante occasioni per poter sorridere. Le attività che si svolgeranno all'interno della struttura saranno innumerevoli, dedicate ad un quartiere che sicuramente presenta delle problematiche molto importanti, però l'Exme, chiaramente essendo un centro di aggregazione cittadino, è aperto a tutti, quindi ci sarà una programmazione dedicata alle scuole, alle famiglie, e anche una programmazione più estesa aperta alla cittadinanza.